A lezione con il virologo. Dentro alla classe la videoconferenza, fuori dalla scuola la protesta. Teatro dell'ultima polemica in tempo di Covid è il Liceo Quadri di Vicenza, dove Matteo Bassetti terrà una lezione per 12 classi del triennio. Anche questa, a modo suo, è didattica a distanza, visto che gli studenti seguiranno la conferenza sui monitor montati nelle loro classi. Ma la presenza a distanza del virologo ha scatenato email di protesta da più parti, compresi alcuni genitori che hanno chiesto chiarimenti al liceo. Che non condividono l'esposizione, quello che il professore insomma, va a raccontare. Penso che l'abbiano sentito in TV e quindi non condividono il fatto che non ci sia qualcuno che la pensi in maniera diversa. Ecco, però ho spiegato loro che non ha nessuno scopo imbonitore, ecco. È come un docente, in questo caso abbiamo un docente specialista, specializzato, che se ne pensi, che se ne dica. Quindi l'abbiamo invitato, è uno dei maggiori esperti per quanto ci riguarda. L'abbiamo invitato, i ragazzi potranno fare anche delle domande perché sono nelle loro aule con la presenza dei docenti e quindi possono avvicinarsi alla telecamera e porre delle domande al professore. Ma il dissenso non si è spento, è stato organizzato un sit-in di protesta davanti al Liceo Quadri. Non so a che ora arrivi il gruppo che farà il sit-in, è un gruppo formato penso da docenti, penso da genitori, penso da altre persone, ecco, lo faranno fuori dall'ingresso del Liceo Quadri, quindi hanno tutto il diritto di protestare. Non solo protesta, chi manifesta pare abbia anche una lista di domande da girare a Bassetti che verranno distribuite tramite volantini agli studenti. Gli studenti sono molto più intelligenti di tanti genitori, di tanti adulti, quindi io auspico che insomma piuttosto che prendere delle domande nascano da loro le domande, ecco, piuttosto che vengano da fuori.